Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto con Replay Teleuropa Network. Stella Battaglia, siamo arrivati già all'Immacolata, hai visto come vola il tempo? Buona vigilia dell'Immacolata. Come passa il tempo, eh? Sì, vola il tempo. E allora parleremo di quello che è successo ieri in Serie B. Il giorno prima ha giocato la Regina, ha battuto il Brescia per 2-1, dopo 4 sconfitte consecutive torna un po' di sereno in riva allo Stretto. Il Cosenza ha pareggiato per 1-1 domenica sera al Menti di Vicenza, ha perso ahimè il Crotone per 4-0 contro il Napoli nel pomeriggio di domenica, e vedremo poi con la telefonata che andremo a fare con la collega di Gazzetta del Sud Claudia Berlingeri quello che succede in queste ultime ore a Crotone. 2 vittorie in Serie C, quella del Catanzaro per 3-1 contro la Turris, e poi c'è stato un bel pareggio veramente della squadra di Calfano, della Vibonese, per 2-2 in trasferta su un campo importante come quello del Teramo. Ho presentato già Stella Battaglia, la nostra Etualla, a te la parola. Grazie Franco, buonasera amici sportivi, si alza il sipario su un nuovo appuntamento di Replay, la trasmissione più seguita in Calabria e parte della Sicilia riguardante il calcio delle calabresi, sempre in diretta TV ogni lunedì alle ore 15 su Teleuropa Network. Oggi tante informazioni in studio con i nostri ospiti per arricchire il vostro bagaglio sportivo ed essere metaforicamente parlando sempre al centro del campo. Le novità di cui parleremo durante la diretta riguardano un po' in parte il ricorso dei lupi. Come ben sapete, il giudice sportivo non ha rilevato alcun errore tecnico nei confronti dell'arbitro durante il match tra Cosenza e Salernitana, confermando quindi il risultato 0-1. Vi ricordiamo che il match si è giocato al San Vito Marulla in data 29 novembre. Di questo e di altro ne parleremo con i nostri ospiti in studio e con il coordinatore della trasmissione Franco Segreto. Intanto vi ricordiamo di interagire con noi attraverso il nostro numero WhatsApp 345 921 12 21. Un benvenuto particolare al giornalista Alessandro Russo. Buonasera. Ciao Alessandro, ciao, grazie per aver accettato l'invito. E alla nostra grande Vincenza Gallo. Oh, Vincenza! Grazie ragazzi, è un piacere veramente essere qua, grazie a te Stella per l'accoglienza e ovviamente a Franco Segreto per avermi chiesto di partecipare alla vostra bellissima trasmissione. E allora Stella, noi abbiamo tante cose da dire, oggi io farei subito un giro, vabbè il ricorso lo abbiamo visto, qualcuno l'ha chiamato temerario, qualche altro ha detto che forse non era il caso di farlo, vediamo quello che succede, poi sentiamo Castori quando dice ma come hanno giocato per 30 secondi in 12 e volevano pure... hanno fatto pure ricorso alla battuta dell'allenatore della Salernitana. Comunque, vogliamo richiedere alla regia i risultati e la classifica di Serie B, così per aggiornare tutti i nostri andiamo telespettatori. A vedere subito i risultati, perché ormai il ricorso del caso BA è superato. Andiamo a vedere subito i risultati. Grazie. Grazie. Allora Alessandro, cosa vogliamo dire di questo, diciamo nel frattempo che arrivano i risultati? Sì, eccoli dalla qui. regia. E poi magari interviene Alessandro. Ascoli Pescara 0-2, Cremonese Virtus Entella 2-1, Frosinone Chievo 3-2, Vicenza Cosenza 1-1, Lecce Venezia 2-2, Reggiana Monza 3-0, Reggina Brescia 2-1, Salernitana Cittadella 1-0, Spal Pisa 4-0, Pordenone Empoli. E il posticipo si gioca di questa oggi sera alle 21. Andiamo a vedere la classifica di Serie B. E c'è sempre la Salernitana del signor Lotito, abbiamo del cognato, comando, no, mezza Roma, il cognato di Lotito. Abbiamo al comando la Salernitana con 23 punti, a seguire Spal 21, Lecce, Frosinone 19, Empoli Venezia 18, Cittadella Chievo Monza 14 punti, Pordenone 12, Reggiana 11, Reggina 10, Vicenza, Brescia, Cosenza 9 punti, a seguire Cremonese, Pisa, Pescara 7 punti, chiudono la classifica Ascoli e Virtus Entella con 5 punti. Ringraziamo la regia. La parola a te Alessandro. Allora Alessandro, introduciamo subito il Cosenza, questo pareggio, e poi dovremo collegarci con Corriere dello Sport. Facciamo prima un giro, Alessandro, 1-1 al Menti. Sì, un risultato meritato da parte del Cosenza, in virtù di una gara sicuramente volitiva nella prima parte del primo tempo. Poi il Cosenza è calato, anche perché è uscito fuori un po' il Vicenza, e il Cosenza ha sofferto la volontà della squadra di Carlo di cercare di passare in vantaggio. Devo dire che anche nella ripresa il cliché è stato più o meno simile, contro una squadra solida. Il Cosenza si è trovato sotto per un'amnesia difensiva dopo che aveva sfiorato il vantaggio,
ma è riuscita il Cosenza a trovare il pari con una reazione decisa che è stata frutto di del carattere della squadra e anche dell'impostazione della squadra. Un tipo di approccio, quello di Occhiuzzi, che punta sempre al gioco, molto organizzata, dedita al gioco fino all'ultimo secondo. Questa è una nota molto positiva, e le note non positive sono la cronica problematica dell'attacco e le solite amnesie difensive. Non vorrei ripetere sempre. Vabbè, poi entriamo in argomento, parleremo anche della difesa, dell'attacco, del centrocampo, di Perina, di Falcone, la differenza tra i due portieri, quella che si è visto ieri in campo. Allora Vincenzo, hai sentito la disamina dell'amico e collega Alessandro appunto della Gazzetta dello Sport? In realtà io mi collego proprio all'assist che mi ha fornito Alessandro, aggiungendo semplicemente che effettivamente abbiamo un Cosenza con un'identità, e questo nessuno può negarlo, ma a questa identità bisogna aggiungere un senso di incompletezza, e quindi se da una parte ritengo non sia ancora il momento di fare polemiche o quant'altro, però sicuramente questo è il tempo dell'attesa, dove è importante avere di contro una risposta certamente da parte della società, nella speranza di poter completare un organico che oggettivamente è deficitario sicuramente nell'ambito offensivo. Ok, allora prima di collegarci con Corriere dello Sport, siccome ce lo chiedono in tanti, cara Stella, andiamo a vedere gli highlights che ha confezionato per noi Anna Franchino con le battute anche finali del dopogara di mister Roberto Occhiuzzi. Quindi highlights di Lanerossi Vicenza, Cosenza 1-1, gol di Meggiorini e poi il pareggio di Tiritiello. Al suo secondo gol questo difensore centrale del Cosenza aveva segnato prima Ferrara contro la Spal, il gol del pareggio, e si è ripetuto ieri al Menti. Allora, a 5 minuti dalla fine della partita. Andiamo a vedere gli highlights. Un punto prezioso quello conquistato dal Cosenza al Menti di Vicenza, il sesto pareggio in 10 gare, ma la squadra di Occhiuzzi dimostra ancora una volta la caparbietà e la voglia di fare il risultato, e dopo essere andata sotto nella ripresa riesce a riacciuffare il risultato grazie ad un'incornata di Tiritiello sulla quale non può nulla l'ex di turno Perina. Eppure i lupi iniziano subito forte, dando filo da torcere alla formazione di Di Carlo, azioni che purtroppo non possiamo mostrarvi perché non presenti nella sintesi di Infront, che al contrario propone le azioni dei padroni di casa. Al 17esimo, su un'azione da calcio d'angolo, Cappelletti impatta il pallone di testa che sorvola di poco la traversa. Poi le due conclusioni che costringono Falcone agli straordinari. Nella ripresa i silani sono subito propositivi al secondo minuto, e il palo a negare la gioia del gol. Occasionissima di Sciaudone, il suo tiro si stampa dritto sul palo. Il Vicenza ci prova con Meggiorini dalla distanza, ma la sua conclusione finisce alta. Al 13esimo invece Carretta ha sui piedi la chance per portare in vantaggio i suoi, ma dopo aver saltato Perina si fa rimontare da un difensore biancorosso che spazza in corner. Il Vicenza sembra alle corde, ma al 17esimo il gran tiro di Marotta dalla distanza mette i brividi a Falcone, che al 24esimo risponde presente sul tiro di Meggiorini sul primo palo. È il preludio al gol che arriva puntuale 3 minuti più tardi con un diagonale chirurgico di Meggiorini. Dopo un triplo cambio nel Cosenza arriva la rete del pari proprio con Tiritiello, che servito da Vera svetta più in alto di tutti e beffa Perina. Allo scadere c'è tempo per il tiro di Bruccini di prima intenzione dal limite dell'area, che sfila sul fondo, finisce 1-1 e il Cosenza raggiunge quota 9 in classifica. Dobbiamo continuare su queste certezze, dobbiamo continuare a lavorare. I ragazzi in settimana, l'avete notato, chiunque entra, chiunque gioca, interpreta la gara allo stesso modo, con le proprie caratteristiche ovviamente. È normale che adesso chiediamo i gol agli attaccanti, non stanno arrivando da loro e quindi gli stiamo un po' sul fiato sul collo, è anche giusto perché da loro vogliamo anche i gol. Non vedo loro che si sbloccano, perché a livello pure di emozioni, sensazioni, questa loro la vivono e la avvertono. È normale che cerco di insomma non fargliela pesare, però noi ci lavoriamo molto durante la settimana su quest'ultima fase e forse devo continuare a lavorarci ancora di più per metterli sempre nelle condizioni di insomma essere più lucidi sotto porta. E allora mi pare che Occhiuzzi sia stato molto chiaro, gli attaccanti cominciano a sentire il fiato sul collo, siccome arrivano tantissime
messaggi, poi li faremo leggere dalla nostra Stella. Dice: stiamo lavorando tantissimo e molto su questo fatto, prima o dopo si devono sbloccare. Alessandro, ma quando si sbloccano questi attaccanti del Cosenza? Diciamo che le occasioni sotto porta non è che siano non c'è dubbio, non c'è dubbio. Non è che siano proprio decine, nel senso il Cosenza gioca bene e anche Occhiuzzi è molto apprezzato non solo dai direttori che conoscono Cosenza, ma anche da altri direttori sportivi. Risulta anche a me. È molto seguito perché fa un'impostazione della partita divertente anche come approccio alla gara, ma questo è un aspetto che noi sottolineiamo con grande favore e con grande piacere, perché vedere giocare il Cosenza in alcune fasi della partita è molto piacevole. C'è però da dire che un problema oggettivo rimane. Questo Cosenza ha la caratteristica di quelle squadre, non me ne voglia nessuno, del vorrei ma non posso. È una squadra che fa quello che può e lo fa con merito, ma è una squadra che denota dei limiti oggettivi in attesa del miglior Baez, perché il Cosenza non può fare a meno del miglior Baez, che è il giocatore che lo scorso anno ha preso per mano insieme a Riviera la squadra conducendo alla salvezza. Non solo in attacco, a centrocampo è entrato Petrucci e si è visto che è un bel passo. Quando entra Petrucci perdiamo in fisicità perché è mancato chiaramente l'apporto di Bruccini, però non possiamo fare miracoli dal punto di vista delle scelte. Certo non possiamo giocare in 12, visto che ormai va molto, è una battuta che può andare anche bene stavolta. E poi davanti, Saggiò, oggi ho parlato con la gente di Saggiò, che è un ottimo operatore di mercato, Crescenzo Cecere del gruppo Damiani, che era anche ieri a Vicenza, ha detto: questi giocatori transalpini hanno questo tipo di caratteristiche, vanno a un certo punto o vanno o si perdono, ed è la caratteristica di questi velocipedi che arrivano sotto porta e quando ti aspetti che la palla gonfi la rete fanno una cosa un po' sui generis, ma ciò non vuol dire che Saggiò è da archiviare, anzi è l'uomo in più del Cosenza, ma mettiamo un Cosenza con in campo Saggiò, Baez o Carretta ed un centravanti e un finalizzatore, secondo me la cosa cambierebbe. Non ci si venga a dire questo romanzo, questa cosa romanzata che dal Cosenza tutti vanno a gol, perché è una cosa che possiamo accettare in parte, anche perché la classifica dice chiaramente che il Cosenza è nella zona minata, evidentemente anche perché le altre squadre devono recuperare una partita. Allora non facciamo scherzi. Allora vogliamo cominciare a leggere qualche messaggio per cortesia? Sì, che mi dicono che abbiamo problemi col Corriere dello Sport, forse il maltempo, non lo so. Vediamo di chiamare Attilio Malena, nel frattempo vai con i messaggi. Okay, grazie. Buongiorno, Stella. non voglio essere critico verso Chiuzzi perché non ha giocatori di categoria di superiori, però non si può giocare sempre per pareggiare le partite. Ieri ha messo Conè, un giocatore che non può giocare in Serie B, secondo questo nostro telespettatore. Buon pomeriggio. No, intanto se ha detto Conè ha sbagliato, perché ieri Conè non era tra i disponibili perché era infortunato, quindi forse si riferiva a qualche altro, il telespettatore molto probabilmente ha fatto confusione di nomi. Sì, certo. Vai. Carissimo Franco Segreto, nonostante le 3 limpide occasioni da rete, ho visto nella prima frazione un Cosenza in difficoltà a centrocampo. Sì, è vero. Ok. Ha giocato solamente i primi 10 minuti, 12, e poi l'Arenossi Vicenza ha preso il passo e quindi ha preso il telespettatore ti chiede appunto la domanda che gli ho fatto io ad Occhiuzzi nel fine partita. Vorrei chiedere ad Alessandro Russo se questa squadra possa dopo 3 anni giocare con gente poco idonea alla categoria, in particolar modo nel reparto difensivo, e un attacco al momento inesistente, senza un esterno dentro, viste le difficoltà di Corsi nel gestire i ritmi della Serie B. Cosa potrebbe consigliare lei, Alessandro Russo, intanto ad Occhiuzzi? va fatto un applauso sonoro ai 3 della vecchia guardia, che diciamo vecchia guardia, Idda è legittimo, e poi Tiritiello, che è uno del Cosenza, è andato in prestito lo scorso anno, ma è un nostro giocatore, quindi va sostenuto. Anzi, secondo me bisogna scindere l'analisi, perché da una parte va fatto un plauso a come sta giocando la difesa del Cosenza, dall'altro, perdonatemi, ad occhio nudo si vede che sbandano emotivamente ogni tanto, ma non perché siano poco bravi, perché secondo me servirebbe un altro elemento che possa dare più esperienza. Alcuni gol, anche il gol di ieri mi sembra un po' strano come dinamica,
E cosa posso consigliare? Sugli esterni il Cosenza ha preso un giocatore molto, molto forte, che è Vera, un giocatore che lo scorso anno è arrivato a Lecce, non ha giocato molto, molto bravo sul piano offensivo, chiaramente sulla fase difensiva lo si sapeva che non era l'uomo giusto. Casasola faceva tutte e due le fasi, quello è un'altra cosa, ma il Cosenza ha provato fino all'ultimo a prendere un giocatore dallo Spezia e non è riuscita a fare un altro acquisto, diciamo, più difensivo. Il direttore Trinchera non credo che abbia bisogno di venire a ripetizione da Alessandro Russo, sa cosa fare, la squadra viene costruita sempre con dovizia di particolari, con quello che passa diciamo, il budget, ma che non è una critica il budget è un dato saliente, no? Quando si va a fare una cosa si può prendere un giocatore invece che un altro. Giusto. Il budget circoscrive il raggio d'azione. Che poi parleremo anche di Sinco del Torino. Consentono l'incentivo all'esodo. Cos'è l'incentivo all'esodo? Lo vuoi spiegare? L'incentivo all'esodo in ogni caso è un concorso della squadra che dà il giocatore o allo stipendio o all'uscita del giocatore per favorire l'arrivo in un'altra squadra. Ok, allora Alessandro, prima di dare la parola poi alla nostra Vincenza, dovremmo avere qualcuno, io non so chi è, vediamo un attimo, pronto? È caduta la linea, abbiamo problemi di comunicazione, allora, la parola a Vincenza. Allora. Parola a Vincenza, hai sentito che hai detto, cioè praticamente oggi i nostri telespettatori si concentrano tutti praticamente sul discorso dell'attacco del Cosenza. Io però sul mio personale ho ricevuto due messaggini che vado subito a leggere e vorrei che tu commentassi. Come no? Uno è del solito zio Elio Principato, che vabbè, per Alessandro Russo puoi rispondere anche tu. Che ne dite di un centrocampo a 5 con Bittante, Bruccini, Petrucci, Ceodone e Vera e con Baez in panchina, pronto ad entrare? E poi un'altra volta dell'amico non Scarlato. Non abbiamo tirato mai in porta nel primo tempo, fuori Corso e Baez che ha bisogno per me di un po' di panchina, dentro Bittante e Balui, ma questo è il solito ritornello, il solito refrain, perché quando poi è entrato Balui ha dato un passo diverso, l'ha detto anche il collega di DAZN ieri sera. Allora. Franco, guarda, se mi permetti io la prima cosa che vorrei fare è mandarti i saluti a te, a Stella ovviamente, dal straordinario Pippo Gatto che mi ha appena mandato un messaggio. Ah, lo salutiamo Pippo. Ciao Pippo. Ciao Grazie. Pippo, è un po' di tempo che non ci vediamo, dall'ultima gara interna al San Vito, Marulla. Detto questo, circa i due messaggi che mi hai appena letto, beh, per quanto riguarda, parto al volo dal secondo dicendo che mi sembra un po' esagerato dire che non abbiamo fatto tiri in porta durante il primo tempo. Primo tempo sì. Sì, anche se... Sì, ne abbiamo fatto la uno, statistica però... diceva 0, poi DAZN se è corretto ha messo 1. Però guarda Franco, non lo dico io, ho visto la partita, lo dicono però statistiche. Però mi sento di dirti una cosa, magari Vabbè, correggimi questo se sbaglio. che ha... Sì, certo, assolutamente, però sai che cosa penso? Che almeno la partita che ho visto io durante il primo tempo il Cosenza ha giocato tanto soprattutto al centrocampo, provando in un modo o nell'altro a portare avanti quelle che erano le sue azioni offensive. È pur vero che sicuramente Pietro Perina, ex rossoblù, non è stato sicuramente impegnato in maniera esponenziale nelle parate, però non trovo nemmeno giusto, insomma, puntare il dito a prescindere nel primo tempo contro un Cosenza che nel bene o nel male ritengo abbia tentato in tutti i modi di fare il suo gioco. Detto questo, invece, per quanto riguarda la prima domanda di zio Elio Principato, mi dicevi, beh, sarebbe interessante vedere un centrocampo a 13 contro il centrocampo. Sarebbe interessante, perché no? Anche se rispetto a quanto detto da Alessandro Russo, sicuramente la figura di Baez andrebbe un altro pochino, diciamo, più mitigata, più sistemata, perché sarebbe sbagliato dire che Baez sta vivendo un periodo di splendore, no? Ed è sotto gli occhi di tutti, sotto gli occhi di tutti. Allora, abbiamo al telefono Attilio Malena. Ciao Attilio. Buon pomeriggio a tutti, ben trovati. Grazie per aver accettato il nostro allora invito. cosa ci puoi dire? Ci spostiamo lì verso Reggio Calabria, poi avremo anche Giusva Branca, ci darà le ultime. Commentami per cortesia in un paio di minuti Cosenza Regina e poi due battute su Catanzaro e Vibonese. Attilio, vai. No, per quanto riguarda il Cosenza credo ci sia poco da aggiungere sostanzialmente al discorso che facevate in precedenza, una squadra che nonostante le difficoltà offensive che sono sotto gli occhi di tutti dimostra di avere comunque un gran cuore dopo essere passati in vantaggio. Il vantaggio non era semplice
ad un certo punto, per come si era messa la partita, a reagire. Ci ha pensato il solito Tiritiello, che si trasforma spesso e volentieri da bomber a togliere le castagne dal fuoco. Ripeto, è una formazione che dimostra tutti i progressi settimana dopo settimana in termini di costruzione di gioco, ma la mancata concretizzazione inizia a diventare un problema serio a cui dover porre rimedio senza dubbio nel mercato di gennaio, che però è ancora un po' troppo lontano. Per quanto riguarda invece la vittoria della Regina, è stata una vittoria che vale come oro colato, anche per come è arrivato, un primo tempo che non aveva soddisfatto in tutto e per tutto Mimmo Toscano. Ci si aspettava un secondo tempo, una reazione molto forte da parte degli Amaranto, che è arrivata. Non è un caso, ritrovando due elementi che sono mancati a livello di leadership, come Lorenzo Kresetig e German Dennis, con un Brescia, per dire la verità, molto decimato. Serviva vincere per il bel gioco, e per convincere ci sarà tempo, ma mettersi alle spalle un momento delicato come quello che ha attraversato la formazione di Mimmo Toscano non era semplice. I 3 punti ottenuti contro il Brescia sono senza dubbio un viatico importante per poter tornare a sorridere. Ripeto, una rondine non farà primavera, ma battere comunque un Brescia sempre molto competitivo, con Ragusa e Torregrossa davanti, non era assolutamente semplice. La formazione di Mimmo Toscano ci è riuscita, secondo me, anche con ampio merito. Catanzaro in risalita, e questo Plescia, mi dici qualcosa di questo Plescia, l'attaccante della Vibonese, che ci sono alcuni club di B che lo stanno cercando? Viene ha giocato nel Roccella questo ragazzo, se non ricordo assolutamente male. Assolutamente sì, per quanto riguarda la Vibonese, da sottolineare c'è un atteggiamento corale che continua a convincere. Negli occhi c'è comunque la meravigliosa prestazione a cui abbiamo assistito contro la Ternana, per esempio, dove la Vibonese non ha certamente demeritato, avrebbe meritato qualcosa in più, e si conferma essere una squadra che reagisce colpo per colpo. Partiva già da una base importante dopo la grande stagione con Giacomo Modica in panchina, ma non era semplice confermarsi. Complimenti a mister Galfano per aver mantenuto un'identità offensiva, sempre Tumbarello che continua a convincere, non solo lo stesso Brescia, per cui è una Vibonese che continua ad avere la sua identità e la sua prerogativa offensiva che tanto piace al patron Pippo Caffo. Dall'altra parte Calabro si aspettava un Catanzaro tutto grinta, corse e muscoli, e così è stato. Ad un certo punto la Turris sembrava poter fare lo scherzetto alla formazione dell'ex tecnico del Virtus Francavilla, molte volte accostato a Cosenza, ma in realtà la reazione è arrivata con un Catanzaro che si è dimostrato sul campo essere nettamente superiore. Poi alla formazione campana ci ha pensato Risolo al 44esimo, una delle piacevoli scoperte di questa prima parte di stagione per il Catanzaro. Tra l'altro Risolo già attenzionato da almeno 2 club di Serie B, che probabilmente rinnoverà il stretto giro di posta con il Catanzaro, che non vuole assolutamente privarsene. Ecco, il Catanzaro forse ha trovato finalmente il suo equilibrio e la sua definitiva consacrazione, ripeto, in un campionato purtroppo per le calabresi, in questo caso soprattutto per il Catanzaro, dove vige la legge della Ternana, che è superiore a tutto e a tutti. La Ternana del nostro e mio amico, in particolare di Alessandro Russo, Cristiano Lucarelli. Grazie allora Attilio Malena. Grazie a voi. Grazie Attilio. Allora, insomma, ha fatto una bella disamina, perché poi parleremo anche della Serie C. E Franco, allora, vi interrompo un attimo perché dobbiamo andare qualche secondo in pubblicità. Sperando poi di trovare l'amico Calzone, perché ci deve dire un po' di cose. Grazie. Restate con noi, non cambiate canale. E allora, seconda parte di replay, 7 dicembre 2020, sotto un temporale, e qui la pioggia va giù a catenelle. Allora, andiamo subito. Buona vigilia dell'Immacolata a tutti i nostri telespettatori. Sì. Oggi 7 dicembre cominciate a preparare gli addobbi natalizi. Io ho già iniziato 2 settimane fa. Ho visto che anche qui gli addobbi qui all'ingresso. Sì, bellissimi. questa mattina sì, complimenti, mi sono riservata 5 minuti del mio tempo per vai addobbare un po' la redazione. Poi vediamo un attimo dove... Allora, vediamo un attimino, facciamo una domanda ad Alessandro. Allora Alessandro, ci sono tanti telespettatori che scrivono delle domande sia per te che per Vincenza. Salve, potrei chiedere ad Alessandro Russo se il problema del Cosenza Calcio è l'inesperienza degli attaccanti per non aver mai giocato in Serie B, con l'esclusione di poche presenze di Borrelli nella categoria, secondo te? Diciamo, scusami, intanto scusatemi, perché siccome mi chiedono come mai Petre non è stato convocato perché ha avuto un problema praticamente fisico, quindi non faceva parte dei convocati per la sfida muscolare, contro il Lano Rossi Vicenza, quindi Petre lo mettiamo per il momento da parte. Vai. Alessandro, tocca a te.
Ma, ripeto, guardando la partita e le partite del Cosenza mi sembra palese che il Cosenza non è che non abbia fatto punti per un difetto di fabbrica nelle conclusioni a rete degli attaccanti, perché di queste palle gol tanto famigerate, ciccate agli attaccanti, io non è che ricordi moltissime. Cioè, gli errori sono stati fatti da esterni, da interni, il gioco di Occhiuzzi che è fondamentale in questo momento per il Cosenza porta al tiro in porta diversi giocatori. Questa può essere una risorsa, però alla lunga i numeri sono nudi e crudi, perché se il Cosenza non conclude molto in porta, anche le occasioni di ieri o le situazioni sotto porta di ieri sono frutto delle iniziative, non dico estemporanee, ma di qualità dei giocatori come Sciaudone, come Carretta, come diciamo, l'impeto di Sacciò che è partito verso la porta e poi si è interrogato su cosa fare fino a perdere il pallone. C'è il problema fondamentale di arrivare alle condizioni di creare palle gol. Lo scorso anno si arrivava nei 16 metri e c'erano i finalizzatori. Adesso si arriva nei 16 metri, il Cosenza dà dei segnali positivi, ma noi dobbiamo essere, come al solito, onesti nei confronti della città di Cosenza, degli sportivi calabresi, di chi ama il football e dire che il Cosenza bisogna che stia con i piedi ben saldi a terra, perché anche quest'anno centrare la salvezza sarà come vincere il campionato, perché lo dicono i numeri. Magari sarà più facile, il Cosenza innesta la quinta, ma bisogna innestarla questa quinta, Franco, no? Come no? In questo momento andiamo di terza, forse anche di seconda, visto che siamo lì con qualche squadra che deve recuperare. È un Cosenza però vivo, bello anche in alcune fasi della partita, ma che fa vedere anche dei limiti, anche tecnici a volte, cioè anche di fraseggio. Cioè Io volevo rispondere un attimo, perché nel primo whatsappino che hai letto qualcuno parlava di Occhiuzzi. Volevo chiudere una cosa. No, volevo dire solamente questo. Qui non si parla di Occhiuzzi assolutamente, che sta facendo delle cose straordinarie. Sì, no, signori miei. assolutamente. Sta facendo delle cose straordinarie. Qui si parla del materiale che ha a disposizione e su questo sta parlando e sta focalizzando l'attenzione, appunto, sia Alessandro Russo, stanno focalizzando l'attenzione, che Vincenzo Gava. Si sta parlando del materiale. Vai. No, ma diciamo che l'organico va affinato, nel senso che va affinato, perché questa è una squadra che si vede che ha una identità e una solidità. Come no? Però è una squadra che nell'atteggiamento, nella sostanziale utilizzo del budget e nelle intenzioni generali, non è... Allora, queste squadre o partono da outsider, succede qualche cosa che passa alla storia e cominciano a segnare tutti e si trovano in testa alla classifica, oppure poi alla fine i limiti sotto porto, i limiti generici della squadra si evidenziano durante le partite e i risultati non sono mai infedeli fino in fondo. I risultati sono sempre fedeli a quello che è la squadra e fino a questo momento io non ho intravisto un giocatore che sotto porta possa finalizzare la gamba di Balulì, di Conè, l'estero di Sciaudone, tutto quello che... Se riusciamo a centrare, magari ieri abbiamo parlato con questo falso 9, che può essere anche una soluzione, sì. Vediamo, ci pensiamo anche oggi, è giusto per chiudere la battuta, perché poco fa ho sentito questa cosa dell'Immacolata, c'è questa cosa simpatica, no? Del Genius Loci, questo è il giorno dei Cuggiuri, il giorno che poi qualcuno si inventa di dirlo in italiano, ed è una cosa invece delle famose ciambelle, no? Voglio dire, il Genius Loci dice che la pietanza si chiama in questa maniera qua. È l'unica cosa che io non so pronunciarlo ieri nel vostro dialetto. Ieri il Cuggiuri e i Cosentini è andato per fortuna dritto grazie ad un bel calcio di punizione di Vera ed un colpo di testa di Tiritiello. Ok, allora parola alla nostra Vincenza. Vai Vincenza, Franco, ti stai divertendo? Sì. Sì, ma io con voi mi diverto sempre tantissimo, è veramente bellissimo stare qua, quindi a parte tutto grazie Franco, grazie mille. E Alessandro, io sai che da buona cosentina non so dirlo. Prova, bisogna provare e riprovare. Mi dovrei allenare e proprio su questo, sull'allenarsi, ti dico che effettivamente hai ragione. Quello che infatti ho detto prima è che sostanzialmente al Cosenza quest'anno probabilmente mancano due attaccanti come quelli che avevamo l'anno scorso, come un Rivière, come un Asensio, quindi
Ecco, questi sono i limiti del Cosenza Calcio, perché parlare male o comunque denigrare quello che al momento sono i ragazzi di Mister Occhiuzzi credo che sia veramente un'esagerazione. Come tu stesso hai detto, Alessandro, ci sono giocate di qualità e di pregio che sono indiscutibili e l'allenatore altro non fa durante la settimana che prepararli al massimo. Io ricordo una serie anche di interviste fatte a Mister Occhiuzzi dove lui stesso ha ammesso che i ragazzi danno l'anima durante gli allenamenti e che probabilmente per lui è anche difficile poi alle soglie della partita scegliere chi deve entrare in campo e chi no. Quindi chapeau su questo, perché forse dopo tanto tempo mi sento di dire che la squadra del Cosenza Calcio è composta da giocatori che oggi sudano la maglia e questo è un fattore sicuramente da tenere ben presente. E allora tenere ben presente come una notizia, Alessandro Russo ci chiede subito la linea, vai. La notizia è che la panchina del Brescia traballa. Sì, sì. Traballa e ci sono un po' di situazioni che... Fatto che prima aveva preso Del Neri, il signor Cellino, poi l'ha mandato via, ha preso Diego Lopez, un suo pupillo dei tempi del Cagliari, adesso manda via Diego Lopez. Adesso vediamo, perché nel weekend ci sono stati diversi contatti con molti operatori di mercato, ci sono delle valutazioni da parte di Cellino, che è un presidente straordinario, secondo me vecchia maniera. Che fa alla Zamparini? Alla Zamparini? Sì, però fa della squadra una sua missione. Le squadre di Cellino sono state spaziali, parliamoci chiaro. Sì. Il Cagliari è stata una squadra che ha dettato legge, ha fatto un calcio spettacolare, ha creato Allegri, ha creato Lopez, insomma, il Cellino merita grande stima. Fai qualche nome, Alessandro, che poi ci chiedono cosa ne pensate di Balotelli al Monza. Il nome di Dionigi aleggia su Brescia. Dionigi? Dionigi, sì. Dionigi, ex Ascoli. Ex Ascoli. Allora... Leggiamo qualche messaggio dai telespettatori. Poi andiamo subito a Reggio Calabria, vediamo subito gli highlights della Regina e subito Giusva Branca, se riusciamo a metterci in contatto. Sì. Allora, il lavoro svolto da Mister Occhiuzzi per tenere unito il gruppo e dare un'identità alla squadra è encomiabile. Bisogna solo stimolarlo, perché per diventare un bravo allenatore non deve avere paura di prendere decisioni che possano urtare la suscettibilità dei senatori. Senatori? Sì, dei senatori. Petrucci e Balulì devono far parte dell'ossatura principale senza se e senza ma. Il Cosenza non può più prescindere da Balulì. L'ha spiegato però Occhiuzzi, però. A centrocampo, sì, l'ha spiegato anche l'altra volta. Sì. Allora, il Cosenza non può più prescindere da Balulì a centrocampo ed avere Bittante sulle fasce, per Carretta e Baez un po' di panchina non farebbe male. Penso che abbiamo la telefonata in linea. Mi fermo con i messaggi? Sì, fermati un attimo. Ok, la parola a te, Franco. Vediamo chi c'è in linea oggi. Pronto? Buon pomeriggio a Giusva Branca. Buon pomeriggio a voi. Allora Giusva, noi stavamo parlando del Cosenza, ma è chiaro che abbiamo parlato anche con Tilio Malena prima e con Alessandro successivamente della Regina. Dopo 4 sconfitte consecutive è arrivata questa vittoria contro il Brescia 2-1, la panchina di Diego Lopez che in questo momento traballa, si fa il nome di Dionigi. Cosa vogliamo dire della Regina, di questo ritorno alla vittoria, una boccata d'ossigeno? Ma intanto consento di dire, perché ho visto anche ieri, come ho fatto tutto l'inizio della stagione, la partita del Cosenza e mi ha entusiasmato l'approccio del Cosenza, al di là del risultato. Poteva vincere prima sullo 0-0 e poi sull'1-1, poteva anche perdere, mi è piaciuto l'approccio ancora una volta, quindi complimenti alla squadra di Occhiuzzi. Grazie. La Regina aveva un unico obiettivo, quello di portare a casa i 3 punti, perché mancavano dalla partita col Pescara, quindi da quasi 2 mesi unica vittoria. Ha avuto anche la fortuna di trovare un Brescia decimato tra infortuni e Covid, però nonostante tutto è stata una partita difficile. Diciamo che Mimmo Toscano ha dimostrato tutto il suo pragmatismo nel momento in cui ha capito che la Regina deve trasformarsi dalla squadra supponente e presuntuosa in una squadra da battaglia. Dunque, complice l'infortunio di Menez, ma non decisivo, secondo me, per quanto sto per dire, Toscano ha scelto un assetto più da battaglia, con 3 centrocampisti puri, via il trequartista, Bellomo in appoggio a Denis, con grande temperamento e un po' di fortuna è arrivata la vittoria. Toscano che poi è stato espulso dall'arbitro, poi diciamo che la partita... Sì, alla fine la partita il Brescia l'ha anche riaperta
dimezzando il distacco, e quindi gli ultimi minuti sono stati molto tesi da ambedue le parti, perché Poi le panchine, in realtà sia Toscano che Lopez sapevano che si giocavano la panchina, infatti Lopez verrà esonerato molto presto se non lo è già stato, quindi i minuti ruvidi poi li ha pagati Toscano sotto forma di espulsione. Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport e poi la nostra Vincenza Gallo, una domanda a testa per te. Vai, Ciao Giusva. Ciao, allora, vista la Regina nelle partite in cui ho avuto il piacere di vederla giocare per 90 minuti, io devo dire che Mimmo Toscano resta il valore aggiunto della squadra, nel senso che ha un'identità di gioco la squadra, e i risultati negativi sono arrivati solo in alcuni casi per episodi, quindi la scelta di insistere e sostenere Mimmo in questa fase del campionato secondo me è una scelta vincente da club lungimirante. Condividi questa cosa? Perché Mimmo, a parte il merito di avere portato la squadra in Serie B, è uno che ha un'idea e la porta avanti con merito, secondo me. Guarda Ale, sul punto io sono sempre stato molto chiaro, Mimmo secondo me non solo è il valore aggiunto, è il valore del club, addirittura secondo me più del presidente, per come la vedo io, ma questa capisco che è una mia opinione che può apparire forzata. Ha un'unica colpa Mimmo Toscano, quello di essere stato troppo serio e troppo uomo soldato, possiamo dire, e non avere sbugiardato i vertici del club quando a inizio stagione, con una squadra che può oggettivamente ambire a un ingresso nei playoff e nulla più, invece sbandieravano ambizioni di promozione che con questa squadra francamente neanche se ci fosse l'allenatore più bravo del mondo potrebbero essere perseguite. Riguardo la decisione del club di tenere Toscano, in realtà il club lo aveva messo più che in bilico, lo ha ripreso per i capelli all'ultimo, almeno in un paio di circostanze, e meno male che alla fine qualcuno dall'alto ha illuminato questa scelta. Diamo la parola allora a Stella, volevi intervenire tu? Sì, vorrei comunicare un messaggio per Giusva da parte dei nostri telespettatori di Replay, perché è veramente un messaggio molto simpatico. Allora, i telespettatori di Replay, soprattutto i cosentini, ti ringraziano che da Reggio hai fatto i complimenti al Cosenza Calcio. Ok, questo... io dall'inizio della stagione che mi piace l'approccio di squadra, testimoni voi. Sì, grazie, come no, anche dopo il derby. Sentiamo Vincenza Gallo, poi lo lasciamo andare via. Giusva, benvenuto, ben trovato, è sempre un piacere sentirti. Allora, privilegio per me. Grazie. Allora, in realtà Alessandro ti ha posto una domanda che ti avrei posto anche io di seguito, però te ne vorrei fare adesso un'altra, quindi mettendo un attimo da parte mister Toscano. So che la Regina ha avuto una mattinata intensa di lavoro per quanto riguarda gli allenamenti al Sant'Agata. Ora, la domanda è questa: che tipo di formazione la Regina probabilmente sceglierà di schierare secondo te nella prossima gara, e quante possibilità concrete con comunque questo ritrovo anche di entusiasmo dal punto di vista psicologico ci sono concretamente che la Regina possa fare un altro risultato positivo? Guarda Vincenza, intanto partiamo da un presupposto: la Regina non è guarita, la Regina è convalescente, ha portato a casa una vittoria con grandissima energia, disponibilità, spirito di sacrificio, ma la Regina in vista col Brescia è ancora in difficoltà. Quindi quanto riuscirà a fare sul campo del Chievo non lo so, il Chievo è in difficoltà a sua volta, ma non so che squadra verrà fuori per quanto riguarda i veronesi. È una partita difficile. Per quanto riguarda l'assetto, io non credo che rivedremo nuovamente una Regina spavalda con 2 punte e un trequartista. Credo che a questo assetto con 3 centrocampisti veri in mezzo al campo, almeno in questa fase della stagione, Mimmo Toscano non rinunci. Grazie Giusva, e se stai davanti al televisore ti facciamo vedere gli highlights che ha confezionato per noi la nostra Anna Franchino. Grazie ancora. Un abbraccio, grazie a voi della partecipazione. Ciao, grazie. Ciao. Allora, Enzo Nionetti regia, che ringrazio, così come ringraziamo insieme a Stella anche Massimo Fino che dirige le camere. Enzo Nionetti, facci vedere cortesemente gli highlights della vittoria della Regina sul Brescia per 2-1. Grazie.
Torna al successo la Regina dopo 2 mesi di digiuno e contro il Brescia. Il Granillo si getta alle spalle il periodo no. La squadra di Lopez arriva in Calabria con tante defezioni dopo un primo tempo contratto con entrambe le squadre timorose nel proporsi in avanti. Succede tutto nella ripresa. Dopo pochi minuti sono i padroni di casa a sbloccare il risultato con un'azione manovrata e grazie al colpo di testa di Krisetig servito da Bellomo. La squadra di Toscano, galvanizzata dal vantaggio, trova subito il raddoppio grazie ad un ritrovato Denis che su punizione prima colpisce il palo e poi il suo tiro si insacca in rete. L'estremo bresciano non può nulla e il match scivola via con gli Amaranto in doppio vantaggio. Al 59esimo però le rondinelle accorciano il risultato con Ragusa che da distanza ravvicinata supera Plizzari. I lombardi allora provano a raddrizzare il risultato e sfiorano il pari. Complice un'incertezza dell'estremo Amaranto. Mister Toscano recrimina su qualche situazione dubbia e il direttore di gara dopo l'ammonizione lo manda anticipatamente negli spogliatoi, ma alla fine è la Regina ad avere la meglio e a raggiungere quota 10 in classifica. Ok, allora Stella, abbiamo visto gli highlights, hai visto? Sì, il bello della diretta, stavi... Mimmo Toscano che è stato espulso, lo salutiamo Mimmo, caro amico di vecchia data. Allora Alessandro, un giro sulla Regina, prima tu, poi la nostra Vincenza e poi i messaggi che ne arrivano proprio tantissimi. Tantissimi oggi. Vai, Alessandro. Ma una Regina che ho visto in palla, una Regina forte, soprattutto sul piano nervoso, perché la situazione poteva atterrare anche una squadra che era in difficoltà. Invece la Regina ha dimostrato di nascondere le difficoltà dietro il carisma, dietro la forza emotiva della squadra e dietro la forza anche e il carattere dello staff, che conosciamo come lavora d'impeto Mimmo. Poi la squadra della sua città diventa una super... Con Michele Napoli vice. Supera un super obiettivo. Il Brescia si è presentato con un deficit d'organico per varie assenze e quindi il risultato è stato incassato con merito. C'è da dire che per quanto riguarda la situazione di Lopez, barcolla, però l'unica cosa che lo tiene ancora un po' così Lopez in sospeso è il rapporto fideistico che ha con Cellino e poi anche la questione relativa al fatto che c'erano molte assenze, quindi c'è qualche scusante. Ricordiamo che la settimana scorsa sono cambiati altri 2 allenatori, Alessandro. Delio Rossi che praticamente è stato rimesso in pista, ad Ascoli che ha perso la partita col Pescara, e il Pescara stesso che l'allievo ha battuto poi il maestro, cioè Breda, che giocava con la famosa Salernitana e Delio Rossi, ha vinto contro il suo ex maestro. Sono già cambiati 2 allenatori la scorsa settimana, poi seguiremo questa vicenda anche di Diego Lopez. Vai Stella. E la parola a Vincenza? Ah, Vincenza, scusami. Ma figurati Franco, anche perché tanto io non ho granché da aggiungere su quello che ha detto. Hai visto però la partita della Regina? Certo che l'ho vista e mi viene da fare una semplice considerazione, che vedi, questa è una Serie B veramente particolare, no? dove dopo 4 sconfitte sostanzialmente basta una vittoria per far capire un po' a tutti quanti che il pallone resta comunque rotondo, quindi non vincono le squadre che giocano bene a calcio, ma sostanzialmente vincono le squadre che mettono la palla in rete. Ma infatti facevamo una riflessione poi a microfono e telecamere spente sul Pescara che ha esonerato la scorsa settimana Odd e tutto il suo staff, aveva perso gran parte delle partite fin qui giocate, ha vinto in trasferta ad Ascoli. Alessandro si ritrova con 7 punti, quindi io sono d'accordo su quello che sostiene praticamente la nostra Vincenza. Ma diciamo che in Serie B non si può più giocare, con le logiche dei 3 punti né in B né in qualsiasi campionato pareggiare a Iosa è un palliativo ai problemi di classifica. Lo dice la matematica, non è che lo diciamo noi. È così. Io l'ho vista un po' Ascoli-Pescara, 2 squadre malate. Proprio, però il Pescara ha avuto il merito di arrivare, non lo so, con la testa sgombra, nonostante è arrivato con la testa sgombra e anche con una certa frenesia ha vinto la partita. 2 squadre in grande difficoltà. Il Cosenza, per esempio, nonostante pareggi un sacco, non sembra una squadra in difficoltà dal punto di vista generale. Sono state belle anche le parole
appunto del collega Giusva Branca, che salutiamo di nuovo da Reggio Calabria per il Cosenza di Occhiuzzi. Ieri in effetti sul Cosenza ho visto poca aggressività sotto porta all'inizio del primo tempo, ma poi si sono ripresi. Andiamo a leggere qualche messaggio. Prego. Allora, sono Antonio, vivo in provincia di Como, sono tifoso del Catanzaro, vi sto seguendo attraverso il sito internet. Vorrei fare i complimenti a tutti, a Stella e Franco Segreto e agli ospiti in studio, in particolare ad Alessandro Russo, giornalista molto competente di calcio. Se può dare un giudizio sul Catanzaro? Oh, di Calabria. Ti ringrazia. Il Catanzaro è sicuramente una squadra, la classica outsider, nel senso che è una delle prime 3-4 forze del campionato, senza alcun dubbio. Ha avuto la sfortuna in questa fase di trovare una Ternana che è partita velocissima e dietro c'è il Bari che non molla di un metro, quindi il Catanzaro farà sicuramente un grande campionato, anche perché Calabro è un allenatore che ha un pedigree, un allenatore aggressivo, vincente, ha una società alle spalle importante, ha una piazza che giustamente si sente di poter ambire ad altre categorie, e quindi farà secondo me un ottimo campionato. Bisognerà vedere se non riesce ad arrivare primo negli extra time cosa succede, perché poi i playoff vanno giocati, bisogna capire poi a un certo punto del campionato qual è l'obiettivo, rincorrere e arrivarci un po' diesel oppure arrivarci organizzati con una squadra che ha gamba, ha forza, ha una preparazione atletica importante e può giocarsela, quindi il Catanzaro farà bene, però bisogna vedere per arrivare in Serie B come bisogna arrivarci quest'anno. Certo, Vincenzo, allora... ti avevo chiesto io, scusami Stella, sì. Prendo la parola perché mi chiedono sui due portieri ieri, ci puoi chiedere alla collega Vincenza Gallo cosa ne pensa della partita di Falcone, che ha avuto un 7 in pagella da parte di tutti i giornali sportivi nazionali, e quella invece disputata dall'ex Perina? Allora, guarda Franco, in primis grazie per avermi posto questa domanda, nel senso che il mio ovviamente è un parere che non può minimamente avvicinarsi ad esempio al tuo, perché insomma tu hai veramente tanta esperienza, però dal mio piccolo posso dire questo, che io continuo... tua. No, è la verità Franco, io continuo a dire che Pietro Perina l'ho sempre visto un po' come un portiere tradizionalista, un po' conservatore, no? Di una mentalità un po' retro, e a me è sempre piaciuto Pietro Perina, anche perché dà quella sicurezza all'interno dei pali. Di contro invece però Falcone, che intravedo in lui il famoso portiere rigorista, quindi capace non solo di stare bene tra i pali, ma anche e soprattutto io lo vedo abbastanza sicuro nelle uscite, e beh, non ti nego che con tutta il bene ovviamente, l'affetto e la stima nei confronti di Pietro Perina, ritengo che quest'anno il Cosenza abbia fatto veramente un'ottima scelta prendendo Falcone, in quanto è sicuramente un portiere giusto per questo tipo di squadra. Portiere giusto? Un portiere... Giustissimo, direi io. No, in questo momento, anche ieri, Falcone ha messo delle toppe paurose. Mamma mia, alle ragazzi, difficoltà del Cosenza. È volato da un palo all'altro. È un portiere per il quale c'è già un'ipotesi di costruzione dialettica con la Sampdoria. Mi spiego meglio, cioè nel senso che il Cosenza l'ha preso con prestito, diritto di riscatto e controriscatto. Il diritto di riscatto è fissato a 50.000 euro, il controriscatto da parte della Sampdoria dovrebbe oscillare intorno a 500.000 più o meno. Bisogna capire poi cosa deciderà di fare la Sampdoria, che al momento fonti qualificate di area blu cerchiata mi dicono che ancora non ha deciso. È palese che qual è l'obiettivo della Sampdoria? La Sampdoria c'ha Odero, bisogna vedere cosa ne fa di Vladimiro Falcone. Falcone, che si vede che è un giocatore preparato in un club di A. Ok. Allora, prima di procedere con le varie informazioni calcistiche, andiamo qualche minuto in pubblicità. Ok, siamo arrivati alla terza ed ultima parte. Dicevi prima di andare in pubblicità. Sì, ci sono prima delle di andare per in pubblicità. Vincenza, lo so, ne arrivano tantissime. No, un perché... mare per Alessandro, un mare per la nostra Vincenza Gallo. Allora, vuoi andare prima di metterci in contatto con Crotone? Sì. Nel frattempo ricordiamo Enzo Leonetti di metterci in contatto con Claudio Berlingeri, Gazzetta del Sud. Vai! No, te l'ho voluto accennare prima di andare in pubblicità, perché altrimenti poi restano in sospeso tutti questi messaggi da parte dei telespettatori. Buon pomeriggio a voi tutti.
Credo che ad oggi il Cosenza, una domanda quindi questa è per Vincenza, credo che ad oggi il Cosenza ha ampiamente dimostrato di non mollare mai e questa sicuramente è una virtù, tuttavia è altrettanto evidente che necessita una vera punta capace di far salire la squadra e soprattutto concretizzare il lavoro della squadra. Cosa ne pensi, Vincenza? Ma ragazzi, ne abbiamo già parlato, sono assolutamente d'accordo con quanto detto dal nostro telespettatore. Noi purtroppo manchiamo lì all'ultimo. Diceva prima Alessandro con Sacò o Sacciò, io ancora non ho ben capito come si pronuncia. Sacciò. Sostanzialmente arriva davanti il portiere e non sa veramente cosa fare, ha avuto un attimo di panico, allora è lì che manca realmente l'ultimo uomo capace di mettere la palla in rete. Con questo ovviamente nulla contro Sacciò, perché sono sicurissima che anche per lui ci saranno tempi migliori, probabilmente è un diesel che col tempo riuscirà ad esprimersi. D'altro canto ha mostrato più di una volta anche contro la Salernitana quello che è il suo vero valore. Buon pomeriggio Claudia Berlingeri, Gazzetta del Sud, Crotone. Buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio a tutti. Grazie. Allora, che ci dici? Ennesima sconfitta 4-0, abbiamo sentito poi Giovannino Stroppa che dice questa squadra si salverà sicuramente. Convinto Stroppa, siamo convinti pure noi, da squadra calabrese. Ieri abbiamo visto questo Napoli devastante in alcune situazioni, però a mio avviso ha influito anche, già era difficile di per sé, ha influito l'espulsione che il VAR, niente poco di meno che, ha decretato dopo 4 minuti, tu eri allo stadio del Cioscida, io l'ho vista su Sky la partita, l'espulsione di Petriccione. A te la parola. Sì, esattamente. Il Napoli è stato devastante, ma come ben dicevi tu, soprattutto dopo l'espulsione di Petriccione, perché insomma fino al primo tempo il Crotone si è sceso in campo bene. Diciamo che poi lo splendido tiro di Insigne, ecco, la qualità ampiamente superiore rispetto al Crotone, ha fatto un gol bellissimo quello di Insigne. Esatto, proprio di rara fattura, e quello chiaramente ha fatto la differenza, come era preventivabile. È chiaro che poi già 11 contro 11 era difficile, e con un uomo in meno sotto di un gol la partita è stata chiaramente presa in mano dal Napoli, che ha fatto quello che ha voluto, quindi il Crotone non ha potuto fare nulla contro un Napoli del genere. Davvero la squadra migliore vista finora all'uscita. Non dimentichiamo che abbiamo visto Juve, Milan, quindi insomma in queste prime 10 giornate davvero all'uscita sono arrivate praticamente le prime 5 del torneo, però insomma il Crotone per salvarsi deve fare qualcosa di più, e a mio avviso, Franco, mancano giocatori di qualità sia in difesa che in attacco, perché il Crotone ha la peggiore difesa del campionato. Era una delle domande che volevamo porti. È il peggior attacco del campionato, perché 6 gol fatti, l'ultimo di Simi risale alla 6ª giornata con l'Atalanta, con cui hai perso, per cui ecco, i numeri parlano chiaramente, gli infortuni altrettanto, perché si puntava tanto sul Rivière, ma chiaramente lo è. Ed era una domanda che volevo porti, perché ieri il nostro amico di Sky, Riccardo Trevisan, insieme alle Ladane hanno detto ma sembra un desaparecidos. Insomma, io sono rimasto un po'... Effettivamente Rivière, l'ho visto in panchina ieri Rivière. Sì, e purtroppo si è allenato poco in settimana, per cui chiaramente non ha i 90 minuti nelle gambe, non è in condizione di essere schierato al primo minuto, altrimenti Stroppa l'avrebbe sicuramente fatto, anche per far rifiatare Simi e Messias, che stanno tirando la carretta da inizio stagione, per cui insomma sicuramente i cambi sarebbero serviti in questa direzione. Io do la parola subito, abbiamo poco tempo, scusami Claudia, diamo la parola prima ad Alessandro e poi a Vincenza per una domanda per te. Ciao. Allora, io vedendo le partite del Crotone in televisione, ahimè, avrei voluto vederle anche dal vivo, intanto per farmi un'idea pratica di quello che il Crotone Calcio e il suo staff, che ho la fortuna di frequentare durante il calciomercato, so con quale attenzione e con quale senso di appartenenza lavorano per la squadra, e quindi dispiace vedere il Crotone lì in fondo, quindi mi piacerebbe vederlo da vivo per capire meglio. Però si nota un Crotone che non è male come squadra, gioca,
ha anche una sua fisicità, una sua organizzazione molto riconoscibile, però la Serie A purtroppo fino a questo momento non ha premiato, è inflessibile sotto alcuni aspetti. Certo, ieri la partita con il Napoli era la peggiore possibile, perché come diceva bene la collega da Crotone, il gol di Insigne è la metafora della differenza tra alcune squadre, no? Cioè una giocata stellare fa pendere subito a un'altra parte, però il Crotone non può e non deve arrendersi. Tra le altre cose adesso ha uno scontro diretto con lo Spezia in casa. Questa è la partita delle partite, vero? Assolutamente sì, sabato pomeriggio alle 3 arriverà in casa lo Spezia ed sarà proprio lì, insomma, che il Crotone dovrà cercare, dovrà fare di tutto per conquistare l'intera posta in palio. Mi unisco a quello che dicevi poco fa tu, mi permetto di darti del tu. Prego, tra colleghi. Insomma, molti, è chiaro che le critiche non mancano e tanti insomma additano Stroppa, che a mio avviso non c'entra nulla, perché l'organizzazione della squadra si vede, è chiara, la squadra è ben messa in campo. Purtroppo a questa squadra mancano dei terminali offensivi che quando si crea l'occasione la buttano dentro. Allora diamo subito la parola a Vincenza e la risposta. Claudia, ciao, ben trovata. Sì, ciao Vincenzo, ciao. Allora, guarda, io mi accodo tranquillamente a quanto detto da Alessandro finora, perché la squadra del Crotone ritengo abbia una sua impronta di gioco e ha un buon palleggio, un buon fraseggio, una buona corsa. Ma la mia domanda è questa: non è che magari se di errori si può parlare, potrebbe essere anche quello di aver dato una forte responsabilità a due giocatori come Simi e Messias, davanti, dici tu. Esatto, quello che è il peso poi di una intera stagione calcistica? Guarda, non credo che, la responsabilità è ricaduta su di loro, nel senso che gli altri sono infortunati, quindi mi riferisco pure a Siligardi. Che fine ha fatto Siligardi? Esatto, Siligardi, si è infortunato nuovamente, quindi ha svolto gli ultimi 2 allenamenti con la squadra, ma non è chiaramente in condizione, perché è chiaro che una volta che rientrano dall'infortunio poi ci vogliono rientrano gradualmente in forma, per cui la scorsa settimana sono rientrati. Sfortunato il Crotone, non ti chiedo della posizione di Stroppa, perché penso che la società vada avanti con Giovannino Stroppa. Ci tengo a sottolinearlo, caro Franco, perché Stroppa non è assolutamente in bilico, la società ha sposato il progetto Crotone, il tecnico ha sposato il progetto della società, la squadra l'atteggiamento sicuramente non è mai mancato in queste prime 10 gare. Infatti, ripeto, manca quel guizzo finale, quella qualità che ovviamente ieri Insigne si è visto non solo nel primo gol, ma anche negli altri ha messo il suo zampino, come nell'assist. Quindi insomma, ecco, tutto lì sta. Bisogna dare fiducia a questa squadra, sperando in rinforzi a gennaio e sicuramente sperando nel calciomercato, in effetti. Sperando nel calciomercato. Noi ci risentiremo lunedì prossimo per commentare questo Crotone Spezia di sabato pomeriggio. Grazie Claudia Berningeri. Grazie Claudia. Grazie, salutaci gli amici a voi. di Gazzetta del Sud. Grazie. Allora Stella. Allora io ho una domanda per Alessandro. Vai. Ok. E poi andiamo nel prossimo turno della B, eh? Sì, la politica della Cosenza e la politica della Regina. Quali sono, secondo te, le differenze tra le due società a livello dirigenziale? E qui ce n'è un'altra, poi ti mette un altro... Una domandina niente male. Una domandina. Allora, questione di budget. Cosa poter dire del questione di budget. ma cosa poter dire del Cosenza? Ci sono le famiglie dove lavorano marito e moglie e le famiglie dove lavora una sola persona. Cosa poter dire del Cosenza, Franco? Il Cosenza è una squadra che da quando è arrivato Guarascio fino adesso non è che abbia sbagliato quasi mai un colpo. Bisogna essere onesti. Il vero problema è andiamo a strappi. Questi strappi sono stati sempre sostenuti da scelte economiche circospette ma efficaci, perché i risultati dicono
promozione per coefficiente punti al Cosenza di Fiore, di Gianluca Gagliardi e di Aristide Leonetti. Che salutiamo. Promozione con Ciccio Marino, direttore sportivo, la bandiera dei lupi indimenticata. Grande Ciccio, saluto Ciccio Marino. Poi per quanto riguarda invece Mauro Meluso ha fatto il suo organizzato. Dopodiché abbiamo vinto una Coppa Italia, no? Abbiamo vinto la Coppa Italia ed è andato via in maniera un po' così. Mentre si voleva progettare. Poi è arrivato Trinchera, sembrava che arrivasse così dal cilindro, invece Trinchera entra nella storia del Cosenza, che piaccia o no, e in ogni caso ha vinto un campionato, ripeto, del Cosenza dopo anni in Serie B. Quindi il Cosenza poi si è salvato e ha salvato di nuovo. Il Cosenza cosa fa? Fa una scelta strategica e in questa maniera in B a volte si può rischiare, perché può andare bene come può andare male. Lo scorso anno la squadra era forte, però ad un certo punto dopo la partita di Verona ha rischiato, quindi il Cosenza fa una scelta di, come si può dire, recipiente economico, certo, non vuole rischiare più di questo, si contesta, non si contesta, la piazza, il Cosenza vuole andare in Serie A, in questa maniera ci si può andare con un lungo progetto, se no si rischia sempre il sbarcamento. La Regina, da quando è arrivato Gallo, sta squillando le trombe e fa gonfiare il petto a Reggio Calabria, che è una delle capitali del calcio del sud ed è una città metropolitana, lo dice proprio la stessa struttura giuridica, è una città metropolitana, ha una sua aspettativa, è sempre stata locomotiva dello sport calabrese con il pallavolo, quindi ha una tradizione. Spendono e vogliono ottenere risultati, sono due linee diverse. La Regina quest'anno tra le righe fa capire di voler andare ai playoff, ci riuscirà? No, non si sa, sono due strategie diverse. La Regina, Franca, e chiudo, c'è il Sant'Agata, il centro sportivo, il Cosenza no. Io farei già questo distinguo, è un distinguo molto importante. Abbiamo capito. Allora Stella, a me chiedono, no? Io faccio una domanda a tutte e due, magari cominciamo da Vincenza. Ma gli ospiti possono dirlo per cortesia che il Cosenza finora nelle 10 partite fin qui disputate non ha ancora vinto in casa? Grazie. Allora, lo diciamo, Franco, lo dico io, sì è vero, il Cosenza non ha ancora vinto in casa, ma è altrettanto vero che la classifica, ragazzi, cioè parla chiaro. Sicuramente se c'è da fare attenzione, perché se non mi sbaglio, Stella, l'hai letta tu prima, siamo terzultimi in classifica, ma insomma prima di raccogliere i cocci o raccogliere il latte versato aspettiamo un attimo. Io invece vorrei fare un appello a tutti i tifosi del Cosenza Calcio, chiedendo loro di vivere questo momento come un momento realmente di attesa, di calma, di pazienza, ma anche di speranza, perché insomma andare a vedere adesso quelle che sono le negatività di una squadra che oggettivamente non credo sia assolutamente da buttare, mi sembra un pochino esagerato. Quindi insomma forza Cosenza e cerchiamo sempre di dare il meglio, soprattutto oggi che non possiamo essere allo stadio, magari con una marcia in più, anche se virtualmente. Grazie Vincenza. Sì, andiamo a richiedere alla regia il prossimo turno della Serie B. L'11ª giornata in programma. Grazie ad Enzo Leonetti. Grazie Enzo. Allora, Venezia-Monza e Chievo-Regina si giocherà venerdì 11 dicembre, successivamente sabato 12 dicembre troveremo in campo Brescia-Salernitana, Cosenza-Reggiana, Cremonese-Ascoli, Lecce-Frosinone, Pisa-Pordenone, Virtus Entella-Empoli, Pescara-Vicenza, Cittadella-Spalla. Questo è il prossimo turno dell'11ª giornata di Serie B. La parola a te, Franco. Sì, la parola, dunque io volevo introdurre questo Cosenza-Reggiana. Io ho visto la partita della Reggiana contro il Monza miliardario del Cavaliere Berlusconi e della D Galliani e hanno praticamente preso Balotelli ultimamente, ma con i nomi non si vincono i campionati. 3-0, signori miei, il risultato della Reggiana sul Monza, 3-4-1-2 con giocatori diciamo di Serie C, con qualche innesto, 2-3 elementi di categoria. Gioca anche Varone, 2 ex Varone, il centrocampista che poi andò via da Cosenza, e gioca anche il portiere. Te lo ricordi il portiere Gerofolini, Alessandro? Te lo ricordi? Sì, me lo ricordo bene, sì. Allora, questa Reggiana non è nulla di trascendentale, soltanto che è una squadra che si applica, determinazione, grinta, volontà, e praticamente ha sconfitto il Monza miliardario
per 3-0. Cosa vogliamo dire di questa partita? È una partita che per il Cosenza è come se fosse una C'è finale. quel Carbò del Crotone che lanci lunghi, signori miei, per questo ragazzo che va a 1000 all'ora e può metterti in difficoltà. Carbo che tra altre cose è in procura con un agente cosentino che tra altre cose lavora molto con il Crotone, l'avvocato Daniele Piraino. Sì, Piraino, che salutiamo, è un avvocato ormai di punta del lo dobbiamo portare qui nazionale, l'avvocato Piraino qualche del volta. calcio nazionale, segue di Avarà. Posso salutare anche l'avvocato Pulice, lo posso salutare, Alessandro? Come no, l'avvocato Pulice è nello staff di Daniele, staff, no? È nello staff di Daniele Piraino, esatto. L'avvocato Pulice molto competente e preparato lo salutiamo. dal punto di vista burocratico e organizzativo. Stavo dicendo appunto della Reggiana, che è una squadra, per il Cosenza è una finale, nel senso che questa è una partita da vincere, manca la prima vittoria in casa, ecco la partita da vincere, partita difficile, perché la Reggiana non è che le manda a dire, ogni tanto si sveglia e tira queste legnate, cioè la cosa che il Monza ha preso Mario Balotelli mi ha fatto venire in mente il mio primo anno da cronista della Gazzetta dello Sport sotto la sede di Via Turati, quando nel 2013 arrivò d'inverno, un inverno come questo, Franco, dal Manchester City tornò Balotelli in Italia, no? Sì. C'era un freddo pazzesco e pensate che adesso Super Mario, mi ricordo la festa, tutti i tifosi del Milan sotto i colonnati, e pensare che adesso Balotelli abbia accettato di giocare in Serie B per rilanciarsi, sempre in una Serie B che profuma di Milan, perché là, insomma... C'è tutto il Milan. Ti fa capire il livello, tra altre cose, quando arriveremo a giocare col Monza, sicuramente Boateng e Balotelli saranno sicuramente in forma, quindi arriveranno... Però il Cosenza, tornando con i piedi per terra, ha la possibilità, a mio avviso, con la Reggiana di provare a fare questa prima vittoria di agganciarla in classifica? Eh sì, perché superarla. Il problema fondamentale è questo. Il Cosenza ha perso poche partite, ne ha pareggiate tanto, ma la classifica langue, perché i 3 punti, Franco, tu lo dicevi e me lo insegni, sono fondamentali. 3 pareggi non valgono Dopo la partita con lo, giusto per farci una marcordotà, dopo la partita con lo Spezia lo scorso anno, il Cosenza era dato col De Profundis. Sì, è vero. Ha fatto 15 punti, 3 partite e si è salvato. Cosa vuol dire? Che bisogna tentare di vincere, perdere ma anche vincere. Vincenzo Gallo, allora dimmi di questo Cosenza Reggiana, Occhiuzzi contro Alvini. Guarda, sono assolutamente d'accordo con quanto detto finora, inutile girarci troppo intorno, serve veramente come il pane una vittoria e che bello sarebbe se la vittoria arrivasse proprio al San Vito Marulla. Ti dirò di più, Franco, io credo fermamente che prendere una vittoria alla prossima partita significherebbe veramente dare probabilmente quel guizzo, quella marcia in più anche e soprattutto dal punto di vista psicologico ai ragazzi e rincuorare per certi versi, perché no, anche la tifoseria, che è inutile girarci troppo attorno, ha voglia di tornare ad esultare e ha voglia di tornare a farlo veramente con forza e con gioia. Chissà che i ragazzi non ci regalino questi 3 punti da mettere sicuramente sotto l'albero. Speriamo sia così. Allora poi parliamo anche di Chievo-Verona che vinceva 2-0 a Frosinone e poi ha perso per 3-2, Chievo che sarà praticamente l'avversario della Regina. Vai Stella. Allora, buon pomeriggio a tutti e complimenti per la trasmissione. Vorrei chiedere ad Alessandro, questa comunicazione tra noi ed Alessandro è amorosi sensi calcistici? È avvenuta nel fuori onda, però adesso te lo dico subito. Ti salutano, se è possibile che al mercato di gennaio non si possa tentare di riportare a Cosenza Rivière che a Crotone non sta giocando, o se lui è al corrente di qualche attaccante nel mirino del Cosenza. Ripeto, la questione di Rivière... L'abbiamo detto nel fuori onda, quindi... La questione di Rivière investe 2 aspetti: la volontà del giocatore che vuole cimentarsi in Serie A e la necessità del Crotone che dovrà giocarsi la salvezza. Il Crotone deve rafforzare il fronte offensivo, non credo che si privi di Rivière, poi tutto può succedere, non so, non mi risulta al momento che ci sia alcun contatto. Tra le altre cose, per il resto il Cosenza ha un pacco attaccanti molto ampio e prima dovrebbe farne uscire qualcuno per poter trovare una soluzione. Tanto ormai ci siamo, il 2 gennaio, a gennaio inizia il mercato, siamo lì, ci sono le feste, il Cosenza deve pensare invece a tenere duro linguisticamente ed emotivamente intorno a se stesso. Perché? Perché questi giocatori ci devono portare il Cosenza a fare dei punti.
perché i punti sono pochi ancora, molto pochi, quindi Certo. non drammatici, ma sono pochi, bisogna essere oggettivi, cioè E chiari. la piazza si deve preparare, che se il Cosenza non innesta una marcia alta dovrà lottare fino alla fine. 30 secondi datemi per dirmi qualcosina. Allora, io vi ricordo che Cosenza Reggiana si giocherà sabato al San Vito Marulla con inizio alle ore 14, mentre Chievo Verona Regina venerdì in anticipo alle 21 con il nostro amico Agostinelli. Dimmi una botta al volo così di Chievo Regina. Guarda, Chievo Regina, insomma il Chievo sicuramente viene fuori anche da un periodo particolare, quindi ovviamente io auguro alla Regina, in quanto squadra calabrese, di fare i punti più importanti, quindi di portare a casa i 3 punti, così come lo auguro al Crotone, così come lo auguro al Cosenza Calcio. Grazie. Ok, allora ringraziamo per la trasmissione tutti voi che ci avete seguito, il coordinatore della trasmissione Franco Segreto, i nostri ospiti in studio, Alessandro Russo giornalista, la nostra grande Vincenza Gallo, e vi ricordiamo la nostra replica questa sera alle ore 23 Teleuropa Network, e con replay in diretta ci vediamo lunedì 14 dicembre ore 15. Grazie a tutti voi. Arrivederci.